essere. La sua scomparsa improvvisa per 2 settimane ha fatto pensare al peggio. Ritrovata viva e in buone condizioni a Roma, la 59enne di Cittadella Anna Fasol si era allontanata volontariamente, le parole del marito ai nostri microfoni. Virus West Nile, terzo decesso in Veneto legato all'infezione, il primo nella Marca, vittima una 74enne, era malata di cancro ed è molto debilitata, l'ULSS rassicura tutto sotto controllo. Femminicidio di Cavarzere, l'autopsia svolta stamane sul corpo di Mayla Beccarello conferma la violenza spropositata dei colpi subiti dal marito. Domani nuovo sopralluogo nella casa della coppia. Con la commossa nel pomeriggio a Cimadolmo per i funerali di Maria Buso, la 39enne morta qualche giorno dopo aver partorito 2 gemelli, sulla bara accanto alla foto della mamma le immagini dei 2 neonati. Domani a Venezia il vertice dei sindaci del comune capoluogo sul congelamento dei fondi del bando periferia del decreto 1000 proroghe. Si annuncia battaglia di prima cittadini, ma c'è anche l'attacco degli industriali. Niente più alcol ai rom e bufera sulla decisione annunciata da un locale di Martellago, la decisione dopo le continue intemperanze dei clienti ubriachi nel bar. Notte di Ferragosto in Prato della Valle a Padova, pronto il piano di sicurezza delle forze dell'ordine, in servizio 150 uomini e potenziate le telecamere che sorveglieranno in diretta le persone. Fa litigare il governo l'ipotesi del ministro dell'interno Salvini di reintrodurre la leva obbligatoria, gli alpini non hanno dubbi, proposta giusta, ma i cittadini sono divisi, favorevoli i più anziani, contrari i giovani. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e in primo piano il caso che ha tenuto con il fiato sospeso per 2 settimane un'intera comunità, quella di Cittadella, il caso della 59enne Anna Fasol che è scomparsa, svanita nel nulla. Sono state settimane di angoscia per la famiglia e settimane di ricerche incessanti da parte delle forze dell'ordine. Si era ovviamente arrivati a pensare al peggio, così non è stato perché la donna si era allontanata volontariamente, è stata ritrovata viva e in buone condizioni di salute a Roma e adesso dovrà spiegare il perché di questo allontanamento. Voleva ritagliarsi alcuni giorni di riflessione per capire come meglio affrontare problemi di carattere prettamente privato. Così ha dichiarato ai carabinieri Anna Fasol, la 59enne di Caonorai scomparsa da casa lo scorso 30 luglio. La donna è stata rintracciata a Roma, dove i militari si erano trasferiti dopo alcune segnalazioni di avvistamento giunte proprio dalla capitale. I carabinieri, visto che la 59enne era sparita con pochi soldi in tasca, avevano concentrato la loro attenzione sui luoghi che si occupano di fornire sostegno alle persone in difficoltà. E infatti proprio in una casa di accoglienza della Croce Rossa la donna si era rifugiata. Avvicinata dagli uomini dell'Arma, Anna Fasol ha consentito di essere riaccompagnata a casa, precisando di essersi allontanata volontariamente. Versa in buone condizioni di salute, ma sono stati giorni di fuoco per il marito e la figlia della coppia che vive a Miami e che era tornata a Cittadella per stare accanto al padre durante le ricerche. Un padre e un marito, Enzo Simonetto, ancora molto provato. Attualmente sta discretamente bene, quindi non posso dire altro adesso. Tornerà a casa sicuramente e comunque io ringrazio le forze dell'ordine per l'attività che hanno svolto e nella serietà con cui si sono mossi per arrivare a questo risultato. Dalla denuncia di scomparsa non si era tralasciato nulla. Nella casa di via Caonorai anche i RIS di Parma che avevano setacciato l'intero stabile. Era spuntata l'ipotesi di un suo coinvolgimento nella sparizione di 100.000 euro dai conti dell'azienda di commercio bestiame per cui la stessa Fasol lavorava negli uffici amministrativi, questione di cui il marito non intende parlare. Lascia stare questa cosa per il momento, non lo so. Si era temuto il peggio, giorni difficili. È stata una sorpresa per tutti, diciamo, sta cosa. Comunque vorrei continuare la mia vita. Conclusa la vicenda, ora Anna Fasol dovrà spiegare tra le 4 mura di casa il perché di questo allontanamento, perché adesso che è stata ritrovata e che la donna ha ammesso la sua intenzione di allontanarsi, la vicenda non è più pubblica, ma dovrebbe restare una cosa di famiglia. Ed ora torniamo a parlare del virus West Nile con il primo decesso registrato nel Trevigiano legato alle complicazioni causate dall'infezione, vittima una 74enne morta all'ospedale di Overzo, il terzo decesso legato al virus West Nile in Veneto. La donna era malata di cancro e già molto debilitata, l'ULSS rassicura tutto sotto controllo.
una persona anziana ma gravemente malata, potremmo dire in fase terminale di vita. Era una paziente neoplastica con un grave tumore al polmone, diagnosticato 8 anni fa, e quindi il suo sistema immunitario era gravemente compromesso. Pesava appena 35 kg distribuiti su un'altezza di 1,70 m, un fisico già pesantemente debilitato da anni di battaglia contro il cancro, privo di difese e immunodepresso. Così l'aver contratto il West Nile è stato il colpo finale. Il primo decesso nella Marca legato alla complicazione del virus del Nilo è una 74enne residente in un comune ai confini con il San Donatese, ricoverata da una settimana nel reparto di medicina dell'ospedale di Oderzo. La donna è spirata stamane dopo che le sue condizioni si erano velocemente aggravate in pochi giorni. Era una paziente in stato soporoso, sonnolenta, e quindi i medici hanno pensato di fare una serie di esami pensando a una encefalite, e quindi è stato riscontrato questo virus West Nile. Quello di stamane è il terzo decesso in Veneto legato al virus, sempre in pazienti già gravemente malati. Complessivamente i casi di infezione accertati sono poco meno di 65 nella Marca, ma tra questi si tratta soprattutto di forme lievi e una ventina con forme neuroinvasive a diversi livelli di gravità. I numeri sono un po' più elevati rispetto all'anno scorso, però diciamo che è sotto controllo questa epidemia. Per oltre il 90% si tratta di una patologia minima rappresentata da febbricola, di cui il paziente in genere non se ne accorge, che dura 1 o 2 giorni. In meno dell'1% c'è un coinvolgimento più ampio che si arriva fino a patologia di encefalite. Dei 5 casi riscontrati nella Marca, quasi tutti riguardano situazioni di deficit immunitario, tranne uno. In un solo caso abbiamo avuto un atleta che però era già febbrile e ha voluto comunque fare una gara pesante, e quindi ha creato un'immunodepressione che lo ha portato ad avere delle complicanze che poi si sono risolte. Un virus endemico che non si trasmette da persona a persona ma solo attraverso le zanzare, e contro il quale gli accorgimenti sono quelli già ribaditi in queste settimane. Utilizzare i repellenti nelle ore serali o alla mattina quando le zanzare pungono, e cercare di coprirsi magari a maniche lunghe, pantaloni lunghi nelle zone dove la densità delle zanzare è elevata. Ed ora il femminicidio di Cavarzere, con l'autopsia svolta stamane sul corpo della povera Mayla Beccarello, la 37enne uccisa di botte dal marito natalino Bosco Zemello, mentre domani il sopralluogo di nuovo nell'abitazione della coppia a Cavarzere. L'aggressività espressa su tutto il corpo di Mayla Beccarello è rilevante. L'autopsia non mente e le prime indiscrezioni sull'esito dell'esame che ha avuto luogo stamani all'ospedale di Chioggia confermerebbero la violenza spropositata scaricata addosso alla 37enne, percossa a morte. Con l'autopsia è stato eseguito anche un esame radiologico che ha cristallizzato gli effetti della brutalità del femminicidio di Cavarzere. È stato il sostituto procuratore di Venezia Stefano Buccini a disporre gli accertamenti e a conferire l'incarico all'anatomopatologo Antonello Cirnelli, che domani mattina, assieme al reparto scientifico dei Carabinieri, si recherà nella casa in via Regina Margherita per definire la dinamica della morte della donna e la comparazione delle lesioni con i rilievi eseguiti mercoledì scorso dall'Arma. Per il momento il corpo di Mayla Beccarello resta a disposizione della magistratura, che non ha ancora dato ai familiari il nulla osta per i funerali. Natalino Boscolo è invece rinchiuso a Santa Maria Maggiore dopo che venerdì il giudice del Tribunale di Venezia ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'uomo accusato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela e dalla particolare crudeltà. Il 35enne durante l'udienza di convalida ha risposto a tutte le domande, ma il suo racconto di ora in ora si allontana dai riscontri, per ora inconfutabili. Una tragedia è un'altra, questa completamente diversa, la tragedia che ha commosso la Marca trevigiana, quella della mamma di 39 anni morta dopo aver dato alla luce i suoi 2 gemellini. Oggi pomeriggio a Cima d'Olmo, in una chiesa gremita di gente, il commovente addio. Tantissima gente ha voluto essere presente oggi per l'ultimo saluto alla mamma di 39 anni, morta dopo aver dato alla luce i suoi 2 gemellini. Sulla bara la foto sorridente di Maria, accanto i suoi 2 piccoli, Filippo ed Alice, che hanno potuto abbracciarla solo poche ore. Una tragedia che ha lasciato un paese ammutolito, un dolore immenso con tante domande ed infiniti perché, senza trovare alcuna risposta, ha detto Don Abramo durante l'omelia. La morte della Calamaria
ci sconvolge fino ad annullare ogni briciola di serenità, anche quella riserva di speranza che vogliamo riservare specialmente nelle ore della sofferenza. Anche questa piccola riserva rischia di esaurirsi. In questo nostro pellegrinare vorremmo trovare alcune certezze sulle quali fondare la nostra fiducia e continuare comunque a guardare avanti. Rimane quella foto che racchiude tutto l'amore tra Fabio e Maria, i ricordi di tanti giorni trascorsi insieme, il sorriso e poi loro, i piccoli, Filippo ed Alice, che impareranno a conoscere la mamma attraverso il racconto di chi Maria l'amava e la conosceva. Tante lacrime e tanto dolore. Il dolore è forte in questo momento e la tua mancanza, cara sorella Maria, si farà sentire ancora nel tempo. Da lassù in paradiso rivolge lo sguardo e una preghiera a tutti noi. Con il tuo sorriso consola i nostri cuori e sostieni i nostri passi, fin quando ci ritroveremo insieme con te per condividere l'amore che non muore mai. I fiori bianchi sulla bara accompagnati all'uscita dalle note di un violino e un applauso pieno di amore. La piccola chiesa di Cimadolmo non è riuscita a contenere le tantissime persone che hanno voluto essere presenti per testimoniare la loro vicinanza a Maria, alla sua famiglia, ai piccoli Filippo ed Alice e al marito Fabio. Le parole di chi le voleva bene. Aiutaci Maria, noi saremo sempre con te e ti porteremo sempre nel nostro cuore. Grazie Maria da parte di tutta questa gente di averti conosciuto. Da qui si può capire quanto ti hanno amato e quanto continueranno ad amarti. Grazie Maria, arrivederci e buon viaggio. Un grande bacio Maria. Rimane quella foto, dolce e straziante allo stesso tempo, quella foto con la mamma, ancora una volta, tra i suoi due gemelli. Dalla cronaca adesso torniamo a parlare della rivolta contro il congelamento dei fondi per il bando periferie nel decreto mille proroghe, non solo l'attacco dei sindaci che domani si riuniranno a Venezia richiamati dal sindaco della città capoluogo Brugnaro, anche l'attacco delle categorie economiche, lo stop ai finanziamenti previsto dal bando periferie ci lascia sconcertati. A causa di questo provvedimento vengono rinviate al 2020 le risorse destinate a una serie di progetti urgenti già approvati per migliorare aree e infrastrutture delle nostre città. I comuni di Padova e Treviso rischiano di perdere 32 milioni di euro. Esprimiamo tutta la preoccupazione per questo provvedimento, lo afferma in una nota il presidente di Assindustria Veneto Centro Massimo Finco e il presidente vicario dell'organizzazione Maria Cristina Piovesana, l'associazione industriale che racchiude insieme Padova e Treviso. Domani, 14 agosto, aggiungono Finco e Piovesana, i sindaci veneti si riuniranno per confrontarsi e trovare una soluzione. Ci appelliamo a loro affinché facciano fronte comune, superino le divisioni di appartenenza politica e pensino prima di tutto ai cittadini. Queste le due parole da parte degli industriali di Padova e Treviso, ma è una rivolta che ovviamente abbiamo raccontato anche in questi giorni si estende in tutta la città metropolitana contro il taglio dei finanziamenti al bando periferie. Hanno risposto alla chiamata di Luigi Brugnaro i sindaci dei capoluoghi veneti e quelli dei comuni della città metropolitana. Domani saranno a Venezia per discutere insieme una strategia condivisa e lanciare il loro messaggio a Roma, incuranti del colore politico della singola amministrazione. Il governo ripristini i fondi congelati del bando periferie. La battaglia contro il blocco dei finanziamenti a decine di progetti fondamentali per i capoluoghi veneti incassa intanto il sostegno delle categorie economiche e professionali. Per il presidente della Confcommercio metropolitana, Massimo Zanon, il rischio è quello di fermare un processo di rigenerazione e riqualificazione di aree importanti delle città. Iniziative, scandisce, indispensabili per i nostri centri urbani. Preoccupazione condivisa anche dall'Ordine degli Avvocati di Venezia, che teme l'interruzione dei lavori per il completamento della cittadella della giustizia in Piazzale Roma. Confermiamo sin da ora, garantiscono in una nota, il nostro appoggio e partecipazione a tutte le iniziative che gli organi politici e amministrativi intendono intraprendere per non veder vanificare più di 20 anni di lavoro.
mentre dal PD arriva l'appello a superare le logiche politiche in nome degli interessi delle comunità. È importante adesso che la battaglia vada fatta unita, mi pare che per di più le lamentele provengano dai sindaci di tutti gli schieramenti politici. A settembre, con gli emendamenti che potranno essere presentati alla Camera, vedremo se questo governo giallo-verde deciderà di confermare il taglio alle periferie e quindi di in qualche modo assolutamente andare contro a quanto detto per tutta la campagna elettorale, dove hanno fatto delle periferie il loro cavallo di battaglia. E adesso parliamo di sicurezza, parliamo di un duo, una coppia di giovanissimi che mettevano in atto scippi violenti ai danni degli anziani nella Marca trevigiana. Sono stati individuati dai carabinieri, arrestato anche un ragazzino di appena 17 anni. Si avvicinava alle vittime, le strattonava e strappava loro le collane in oro. In manetta è finito un 17enne marocchino residente a Cornuda, conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Era lui che aggrediva e rapinava gli anziani. Ad attenderlo in macchina dopo i colpi il complice, un 22enne connazionale che è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Montebelluna. Entrambi sono ritenuti responsabili in concorso di una rapina con lesioni personali aggravati e 2 furti aggravati ai danni di persone anziane. La prima aggressione il 3 maggio a Valdobbiadene, nel mirino del 17enne nei pressi della chiesetta della Madonna delle Rose, un 60enne del luogo. Il giovane lo ha strattonato strappandogli una grossa collana in oro con 2 crocefissi del valore di circa 1.500 euro. La vittima è caduta a terra procurandosi un forte trauma alla gamba. Poco dopo, 1 giugno, nuova aggressione, questa volta a Crocetta del Montello, ai danni di un 95enne del luogo. Anche in questo caso il minorenne ha strappato con forza dal collo una catenina in oro del valore di 2.000 euro. Il 3 giugno in via Canova a Possagno ad essere derubato un 73enne a cui è stato portato via con violenza una catenina in oro con ciondolo del valore di 800 euro. In tutte le occasioni ad agire in prima persona era proprio il 17enne, mentre il complice lo attendeva poco distante con l'auto accesa, pronto per la fuga. Le indagini serrate dei carabinieri di Montebelluna hanno portato all'arresto del minorenne e alla denuncia del 22enne. Ieri mattina è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'autore materiale che è stato accompagnato nella casa circondariale di Treviso. A Veternigo, invece di Santa Maria di Sala, un barista affronta i ladri che erano entrati in giardino, li affronta, li mette in fuga a testata e poi li sfida anche su Facebook. Ma al di là di questo episodio, la gente del posto si dice esasperata per le continue razzie. Diversi casi che sono successi qua in zona, l'ultimo qui in via, una delle vie qui in fondo, il Rugoletto, dove sono stati colti in flagrante 2 ladri che sono stati giustamente cacciati dal proprietario, che è rientrato in concomitanza con l'evento. Protagonista dell'avventura un barista appena rientrato dal lavoro in un locale di Milano. Al suo rifiuto di consegnare loro lo zaino che portava in spalla, i ladri lo hanno colpito con un badile. Lui ha reagito scacciandoli dal suo giardino a testate e gomitate, per poi deriderli su Facebook. Ritentate, scrive Beffardo tra gli applausi dei concittadini, forse sarete più fortunati. Non tutti però a Veternigo di Santa Maria di Sala hanno il suo coraggio e in molti, soprattutto anziani, si dicono preoccupati dall'escalation di furti degli ultimi tempi. Chi è che ferma questi furti? Che se ha paura di andare fuori a casa, a notte non possiamo stare a casa libera perché c'è paura, bisogna che sia uno sempre a casa. Solo che siamo tirati. Ce ne sono stati diversi anche nel mio condominio poco tempo fa da mia nipote, sempre qui in zona, qua il quartiere qui dietro. In via Rugoletto i residenti si difendono come possono, non c'è giardino senza il suo cane da guardia e molti si sono dotati di videosorveglianza e nella zona è attivo anche il controllo di vicinato. Nulla di tutto questo ha fermato le continue incursioni notturne dei predoni. Non hanno paura di niente, sospirano i cittadini che chiedono un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Le pattuglie che girano secondo me non sono sufficienti, perché alla fine io sono quasi sempre qua fuori in giro, più o meno quasi tutte le ore del giorno, e scarseggiano. A Martellago, e siamo sempre nel veneziano, è invece bufera sulla decisione annunciata da un locale, niente più alcol serviti ai rom.
Avvisiamo i clienti che per un grave fatto successo giovedì ci è stato imposto di non poter somministrare più bevande alcoliche e superalcoliche a tutte le persone di etnia rom. Il post pubblicato dalla pizzeria L'Alternativa di Martellago ha scatenato un putiferio su Facebook prima di venire rimosso dal social network per violazione degli standard della comunità. Molte le segnalazioni di utenti che vi hanno letto un'istigazione all'odio razziale, ma forse ancor più numerose le testimonianze di solidarietà dei clienti del locale. Non voleva essere un post razzista, si difende il titolare, comunque non abbiamo cambiato idea. A dare origine al caso, spiegano dalla pizzeria, le numerose e ripetute intemperanze di clienti rom che si sono più volte ubriacati, importunando gli altri avventori e rifiutando di pagare il conto. L'ultimo episodio giovedì sera, quando il personale del locale si è visto costretto a chiamare i carabinieri. Sarà una notte di Ferragosto blindata in Prato della Valle a Padova, pronto il piano di sicurezza delle forze dell'ordine, in servizio 150 uomini e potenziate le telecamere di sorveglianza. 10 telecamere puntate su Prato della Valle la notte di Ferragosto insieme agli occhi di 150 uomini e donne delle forze dell'ordine. 8 dei 10 occhi elettronici sono stati installati appositamente per l'occasione, poi saranno rimossi. Controlleranno i 12 accessi in Prato, ma la copertura video della piazza sarà totale. Un controllo live, i movimenti delle decine di migliaia di persone presenti saranno monitorati nella sala operativa allestita al secondo piano della loggia Amulea. È una massa che si sposta molto sull'area, quindi ecco, stringerla con dei controlli ci è sembrato, non era uno spettacolo che stava su un punto, ma era proprio un'area aperta. Abbiamo pensato di implementare videosorveglianza, quindi le tecnologie più che stringere quei controlli, e naturalmente abbiamo lavorato insieme al Comune. Ci saranno comunque dei controlli ai varchi di accesso, riguarderanno il nuovo pericolo numero 1, il vetro. Torino insegna. Dobbiamo fare in modo che le strade di accesso siano pulite, che non vi siano rimasugli di vetro. Abbiamo attivato dei controlli anche in borghese, abbiamo messo dei cartelli insieme al Comune ad ogni accesso in cui dice che tutto è videoregistrato e che ci saranno dei controlli in borghese, quindi abbiamo agito un po' sulla prevenzione e sull'elasticità. Quindi niente bottiglie di vetro in mano in Prato della Valle, mezzi dell'esercito verranno messi di traverso in alcuni degli accessi più larghi della piazza. Oggi diciamo, i nostri intelligence non scongiurano mai niente, però ci portano a ritenere che in atto non ci sono delle grandissime preoccupazioni, anche se nulla si esclude mai, la tensione è sempre alta. Ultima corsa alle 20:08 per il tram, che poi verrà sostituito dagli autobus che salteranno Prato della Valle passando per via Manzoni, l'ospedale e la stazione. Scatteranno invece alle 19 le deviazioni per alcune linee di bus. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale del Veneto per parlare della cerimonia funebre per l'ultimo saluto a Cesare De Michelis, il presidente della storica casa editrice Marsilio. La cerimonia che è prevista per domani alle 14, ma è stata spostata alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo nel quartiere di Castello a Venezia. Il cambio di programma alla luce della previsione di una vasta partecipazione che la Chiesa evangelica e metodista di Santa Maria Formosa non avrebbe potuto contenere. Alle 14 confermato l'inizio del rito funebre che, a ricordare l'editore, saranno tra gli altri Massimo Cacciari, Francesco Giavazzi e Giuseppe Lupo. E adesso il dibattito sulla Naia, sulla leva obbligatoria, mentre è scontro tra i ministri Salvini e Trenta sulla necessità di reintrodurre la leva obbligatoria. Come ricorderete, il Veneto ci aveva già pensato a una proposta di legge per la mini Naia. Naia sì o Naia no? I ragazzi così imparano l'educazione, dice Salvini, idea non più al passo con i tempi, replica Trenta. È il fatto che l'uno e l'altra siano rispettivamente vice premier, ministro dell'interno e ministro della difesa non è di poco conto. La divisa divide e al di là del gioco di parole a descrivere un governo dove le liti non mancano, resta un fatto concreto, che il Veneto a ripristinare un periodo di leva obbligatorio civile o militare di 8 mesi ci sta pensando da tempo, al punto che già nel giugno scorso aveva approvato a maggioranza una proposta di legge statale d'iniziativa del Consiglio regionale. Tra le maggiori fautrici dell'idea vi è l'assessore veneto all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan di Forza Italia. Mai come ora, spiega, i giovani italiani hanno la necessità di riappropriarsi di un senso di appartenenza alla nazione, che porta alla formazione di cittadini più consapevoli, responsabili e socialmente impegnati. Il testo di iniziativa del Veneto prevede che la scelta tra servizio civile o militare, valida sia per gli uomini che per le donne, potrà essere fatta prima dello svolgimento del servizio e dovrà essere svolta tra la maggiore età e il compimento dei 28 anni, con un servizio effettuato nel territorio della propria regione.
Il servizio militare ha portato alla formazione di cittadini più consapevoli, dice Donazan, tanto che gran parte del sistema di protezione civile, vanto nazionale e unicum nel quadro europeo, poggia proprio su uomini che hanno avuto l'occasione di sperimentare il servizio militare. Intanto, già da tempo, grazie agli alpini, vengono organizzate saltuariamente delle giornate istruttive nei quali ragazzi e ragazze imparano nozioni di pronto soccorso e protezione civile, dei campi a stretto contatto l'uno con l'altro con orari e doveri ben precisi, una sorta di mini naia volontaria che forse in futuro potrebbe diventare qualcosa di più. Abbiamo detto allora gli alpini, sentiamo cosa ne pensano, come si inseriscono le penne nere in questo dibattito sulla reintroduzione della leva obbligatoria. In una Vittorio Veneto addobbata dai tricolori per i tanti raduni d'arma che si stanno susseguendo in questo 2018, anno del centenario dalla fine della Grande Guerra, il presidente dell'ANA Francesco Introvigni accoglie positivamente la presa di posizione di Matteo Salvini rispetto alla naia, istanza che le penne nere portano avanti da tempo e che non hanno mancato di ribadire in occasione delle 2 adunate che si sono svolte nella Marca nell'ultimo anno. Io credo che sia assolutamente condivisibile quello che dice il ministro Salvini sotto il profilo della leva. E credo che sia un bene per i giovani, per le famiglie e per l'Italia intera. Questo è ciò che pensa la maggior parte degli alpini e comunque la dirigente senz'altro. Vitale per dare continuità a corpi come gli alpini, ma non solo. Per noi significa dare la possibilità ai giovani di fare esperienze serie e concrete, di rivivere i valori, di proporli loro, di guardare al futuro anche per rimpinguare certo le nostre forze, ma non solo quello, ma soprattutto per creare una coscienza di nazione, di patria, per guardare i bisogni della società, per far sì che possano anche condividere quel percorso che noi stiamo facendo e intervenire laddove c'è bisogno. Mi riferisco e penso alle emergenze, penso alla necessità del sociale, al bene sociale in senso lato. Ecco. Altro che idea romantica, conclude Introvigne, ma un tema più che mai concreto. Credo che questa sia un'opportunità da non perdere e ciò che ha detto la Ministro Trenta, sì, non è solo sognare, voglio dire, io credo che dobbiamo proprio pensare concretamente, non certo a un servizio di leva alle armi come un tempo per l'uso delle armi, ma per i servizi di pace. E poi ci sono i cittadini e qui c'è una divisione che è abbastanza generazionale tra giovani e meno giovani. Ripristino della naia, cosa ne penserebbe? Sì, sono d'accordo. Perché? Perché i giovani hanno bisogno di un po' di situazioni un po' più ferree. Sono d'accordissimo. Secondo me è un'ottima idea, è comunque un'esperienza utile ai ragazzi, non lo vedo un anno perso come si pensava tempo fa, quindi secondo me è una cosa positiva. Potrebbe essere un'idea per, non dico un anno intero, però una situazione di più breve, perché ai ragazzi d'oggi manca un po' di responsabilità e regolatezza nelle cose e avere anche rispetto delle cose degli altri. Non sarebbe male secondo me, non tantissimo, però qualcosa ci vorrebbe, perché noi genitori siamo troppo permissivi, questo sì, lo credo proprio io. Sono pienamente d'accordo sull'idea, non so come funzionerà, però sono d'accordo del nuovo progetto. Perché il giovane secondo me ha bisogno di un anno di naia, come l'abbiamo fatta noi, quindi regole. Io non sarei tanto d'accordo, preferirei che fosse una scelta personale. Chi lo fa perché magari gli piace o perché gli interessa, un interesse particolare, fare le cose che si fanno adesso, però sì, sinceramente non mi sembra utile, è una cosa obbligatoria, insomma. Non sono d'accordo assolutamente perché è inutile, io ho fatto la naia e quando l'ho fatta io era una spesa di soldi inutile perché c'era gente che non faceva niente, sia tra noi commilitoni sia tra gli ufficiali, perché era una macchina tenuta su non si sa per cosa. E mentre il dibattito continua e continuerà, noi ci fermiamo qui, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo molto instabile sulle nostre regioni con fenomeni anche forti. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità. Il cielo sarà molto nuvoloso, con rovesci e temporali piuttosto diffusi, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Attenzione a possibili fenomeni, anche forti. Temperature in calo con minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 29 gradi circa. Diamo uno sguardo ora al Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, dominerà il maltempo con precipitazioni temporalesche diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata intensità. Lieve miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà instabile infatti anche sulla nostra regione. Temporali frequenti a partire dal mattino e anche forti, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.